Marcello Giavarini oggi ad Agrigento per inaugurare questo corner di EcoGreen. Sì, oggi finalmente è arrivata la data di Agrigento. Come sapete siamo in fase di espansione, cominciamo a mettere le famose bandierine città per città. Ovviamente Agrigento ha un ruolo particolare, sarà la sede amministrativa di EcoGreen e continueremo avanti con il nostro svolgimento. Domani ne abbiamo due, quindi non abbiamo finito, ci sarà Raffadali, Palma di Montechiaro e domenica abbiamo l'apertura a Siracusa della sede regionale. Una coincidenza importante con Agrigento Capitale della Cultura in un luogo prestigioso che è quello del Viale della Vittoria, di più non si poteva chiedere. Sì, una coincidenza devo dire, perché era previsto nel 25, quindi la coincidenza si è realizzata. Per quanto riguarda il viale, la location l'abbiamo cercato parecchio tempo, anche per questo abbiamo ritardato l'apertura. Abbiamo trovato una location adatta ad EcoGreen e quindi eccoci qua. La vostra è un'azienda verde? Verde, verdissima, e ormai la transazione energetica è iniziata, non si può più fermare. Un'azienda che si impegna anche nel sociale con tante sponsorizzazioni, in particolare nel mondo sportivo e non solo. Sì, cerchiamo di essere sempre presenti sul territorio per quanto riguarda lo sport, culture, le associazioni, perché sono delle idee del benessere circolare. Un imprenditore una parte del ricavato lo deve rimettere in circolazione. Un'azienda che cresce nonostante il periodo di crisi, e questo è un fiore all'occhiello per la vostra azienda. Diciamo un po' di fortuna. Un'azienda energetica importante a livello nazionale come EcoGreen oggi è qui ad Agrigento in una zona prestigiosa come il Viale della Vittoria. Sì, oggi c'è l'inaugurazione di questa prestigiosa azienda. Ringrazio anche Giancarlo Giavarini per aver voluto fortemente qui a Agrigento questa iniziativa. È qualcosa di molto importante, di molto futuristico. Si parlerà di energia alternativa, si parla anche di energia sostenibile, può essere anche una, tra virgolette, una garanzia per i nostri giovani, per il futuro dei nostri giovani che vogliono restare qui nel nostro territorio invece di emigrare proprio per lavoro. È un'iniziativa che da tempo si auspicavo che potesse essere intrapresa qua ad Agrigento, e ripeto, ringrazio Giavarini e mi auguro che anche voglia continuare a intraprendere la sua storia di imprenditore anche sportivo qui nella nostra città. Chissà, magari un pensiero, no? Ma sì, lui ha un'ampia visione, quindi può essere anche una grossa mano d'aiuto per il nostro territorio. Miriamo noi sempre per migliorare le cose, naturalmente che ha una buona volontà e che ha anche una capacità economica notevole, ci possa dare una grande mano d'aiuto. Oggi ad Agrigento la nuova apertura del punto vendita, ma non solo, anche di consulenza di EcoGreen. Sì, siamo onorati e felici di aprire l'ufficio qui ad Agrigento, il nuovo EcoPoint, un punto di riferimento ad Agrigento dove il nostro presidente Marcello Giavarini è orgoglioso di questa apertura. Siamo ben lieti di essere qui e di dare un contributo alla comunità agrigentina, sia per quanto riguarda la fornitura di luce e gas con le offerte delle vantaggiose, sia per quanto riguarda anche nuove opportunità che si potrebbero creare per il lavoro. È una piazza importante, Agrigento, capitale della cultura e capoluogo della provincia. Ecco, cosa vi aspettate? Allora, innanzitutto, come ho detto poc'anzi, il nostro è un impegno per quanto riguarda dare un contributo alla crescita di Agrigento. Ci aspettiamo che la comunità agrigentina ricambi questo nostro affetto che noi riversiamo nei loro confronti e siamo qui ben lieti di aspettarli ed eventualmente dare il nostro contributo per la crescita. La vostra caratteristica, c'è scritto nello slogan, con te per natura. La nostra azienda naturalmente si utilizza delle fonti rinnovabili, quindi con un impatto ambientale quasi zero, ed è per questo che siamo orgogliosi che le nostre fonti energetiche derivano da queste fonti rinnovabili.